Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale. Il campionato dice poco. L'Inter è distratta, mantiene un vantaggio di 10 punti sul Napoli, momentaneamente secondo in classifica, mentre attende Milan e Juventus, che stanno giocando molto bene in Champions League per la loro posizione in classifica. Il Napoli, di Cremona, li schiaccia con estrema facilità e, per la prima volta in campionato, segna più di 2 gol e vince con più gol. Ma anche la Roma tiene duro ed entrambe vincono, quindi poco cambia, se non per il fatto che mancano 4 giornate al termine del campionato e il Napoli è a 8 punti dal quinto posto, che lo mette in una posizione di assoluta sicurezza in Champions League. Potremmo chiudere qui il discorso sul campionato, visto che ce ne sono davvero. Più tardi avremo modo di parlare del Napoli, del futuro, dei conti, di alcuni giocatori, se saranno ancora centrali o meno nel progetto del prossimo anno, ma ovviamente in questo momento il calcio italiano è travolto da un ciclone, l'autosospensione di Rocchi e Gervasoni. Rocchi, responsabile della nomina degli arbitri in Serie A e Serie B, capo dell'arbitraggio e anche l'unico attualmente in carica, visto che Zappi, il presidente, comparirà davanti al CONI per cercare di evitare una sospensione definitiva di 13 mesi, confermata dal giudice di secondo grado, per aver costretto alle dimissioni i capi arbitrali di Serie C e Serie D per agevolare la carriera di Orsato. Quindi, Zappi è un presidente dimissionario, attualmente autosospeso, che potrebbe essere definitivamente destituito la prossima settimana. La dirigenza dell'AIA era già stata ridimensionata diversi mesi fa, ora anche Rocchi è fuori, così come Gervasoni, che è il responsabile dell'arbitraggio, e siamo davvero nel caos più totale, perché un procuratore di Milano ha ricevuto una denuncia penale e ha aperto un'inchiesta accusandolo di complicità in frode sportiva. Si tratta di accuse gravissime. Rocchi e Gervasoni, cosa è successo? Cercheremo di spiegare cosa sta succedendo, perché sento molte informazioni errate e il clamore sui social media sta diventando enorme. Partiamo dal principio che, in questo momento, siamo solo nella fase istruttoria preliminare, niente di più. Cosa significa? Significa che, secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, sancito dalla Costituzione, oltre all'arbitro ci sono la magistratura e la magistratura inquirente. Chi sono i magistrati inquirenti? Si tratta dei pubblici ministeri, che intervengono quando ricevono una denuncia da una delle parti, e la riforma di Cartabia ha enfatizzato questo aspetto, riducendo l'autonomia della procura, oppure quando ricevono una notifica di reato, una denuncia di un crimine che devono indagare. Cosa è successo? Un avvocato di Verona, dopo la partita Verona-Inter, quando Bastoni ha dato una gomitata a un giocatore del Verona rimasto a terra, ma l'arbitro Michael Fabbri ha lasciato proseguire la partita. L'episodio ha generato molte polemiche, tra cui questa denuncia. Michael Fabbri ha arbitrato quella partita in sostituzione di Piccinini, che aveva un problema fisico. Si è ritrovato a dover arbitrare la partita, essendo stato chiamato a dirigere l'incontro 2 giorni prima. Nota. Fabregas parla delle condizioni di salute di Nico Paz. L'allenatore del Como, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita allo stadio Marassi contro il Genoa, ha esordito aggiornando sulla situazione di uno dei suoi giocatori chiave. Come sta Paz? Nico sta bene. È in ospedale e stanno valutando le sue condizioni. Sta meglio, ma non ci vedeva molto bene. Dobbiamo trovare diverse soluzioni. Questa dichiarazione dice già molto. Non è una scusa per la sua assenza, ma piuttosto la necessità di adattarsi. Forse anche in vista della partita contro il Napoli. Poi il suo sguardo si allarga. Guarderò Milan-Juve? Sì, perché mi piace il calcio, anche se siamo in Serie Z. Mi chiedete se Como può competere con Juventus e Roma? Non ci sono gol. L'obiettivo era fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo 12 punti in più una semifinale in cui tutto poteva succedere negli ultimi 10 minuti. I ragazzi sono ambiziosi, stanno crescendo mentalmente. Non tutti possono crescere allo stesso ritmo. Sono molto contento e giocheremo 4 partite. Abbiamo il Napoli e vedremo cosa succederà. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!